Mister, un finale amaro, una gara che sembrava completamente in controllo, poi è arrivato il pareggio. Che partita ha visto lei? Il partito hanno visto tutti, una squadra sola in campo. Abbiamo sbagliato 4 limpide occasioni da gol, l'incrocio sulla traversa alla fine, poi quando il diavolo gli mette la coda, non so se la palla era dentro o fuori, non lo so, però un incrocio e i 4 gol prima sbagliati loro non ci hanno mai impensierito, non hanno mai tirato in porta, solo battute lunghe, calcio d'angolo, battute lunghe, guarda caso l'ultimo angolo, una cattiva comunicazione. Secondo me fra il portiere e la palla la fanno scorrere fuori e finisce la partita. Ma i ragazzi cosa devo dire? Dico bravi, abbiamo gestito, abbiamo giocato, abbiamo lottato, abbiamo fatto bene, 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 sono contento di come la squadra ha affrontato la partita, per quello che ha creato e per l'occasione, ripeto, che tutti abbiamo visto. Alla fine sono rammaricato, è chiaro che al 93esimo prendere un gol così fa male, fa rabbia, però dall'altro lato sono molto ma molto fiducioso perché la squadra sta crescendo, la squadra sta creando, la squadra fa giochi, si vede come arriviamo facile il secondo tempo, a parte 2 belle parate del portiere a tu per tu 2 volte, non possiamo non chiudere la partita. Purtroppo è la legge del calcio che quando troppo sbaglia alla fine paga, a prima occasione perdiamo l'uomo in aria, ci può pure stare il 93esimo, la fatica. Purtroppo quella, però devo dire bravi ragazzi di continuare così e di dare quello che abbiamo dato oltre, poi alla fine si può pareggiare, pazienza. Ha cambiato un po' la gara il cambio forzato di Palmisano? Sì, vabbè, lo sappiamo, Luca veniva da un problema, ora ha avuto 4 problemi dall'altro lato, purtroppo. Eravamo anche con 3 juniores in campo, però ripeto, chi ha giocato non ho nulla da rimproverare, faccio un plauso ai ragazzi che sono stati bravissimi, a parte sotto rete dove dobbiamo essere più cinici, dove dobbiamo essere più cattivi e a fare il secondo, il terzo gol, loro palla lunga, solo palla e seconda palla e seconda palla, sempre così. Non hanno mai, ti ripeto, mai arrivato ai 16 metri con azione combinata. Sono scelte, io rispetto il lavoro e il gioco degli altri, per carità non la scopro io, Vittoria ha una grande squadra che viene da un'annata strepitosa, lo stesso allenatore, hanno preso giocatori importanti per la categoria e non è che abbiamo pareggiato con una squadretta, abbiamo pareggiato con una squadra che ha grandi nomi, con una squadra che ha investito tanto e per una squadra che punta a vincere. Il rammarico, se si pareggiava con una squadra di media-bassa classifica ci può stare, la partita è aperta, il pareggio è un risultato come per loro, per noi, evidente, una delle due deve vincere, il gol in trasferta non vale niente, quindi sappiamo che una partita si parte 50 e 50, forse loro 51 per il fattore campo, però siamo lì con lì. Davide, un rammarico, il gol subito all'ultimo secondo praticamente di una sfida che vi vedeva comunque in pieno controllo. Sì, intanto buonasera a tutti. Abbiamo fatto, credo, la migliore partita di inizio stagione. Abbiamo espresso un grande calcio, abbiamo avuto anche parecchie occasioni a prescindere dal gol per chiudere la partita, però il calcio sappiamo com'è, loro sono stati bravi comunque a crederci fino alla fine, hanno trovato il pareggio su questa palla inattiva dove noi sicuramente dovevamo stare molto più attenti. Che emozione è stata affrontare la tua ex squadra per la prima volta adesso in questa stagione? No, vabbè, è sempre una bella cosa quando stai in un posto dove sei stato trattato bene, dove hai vinto, comunque è una bella emozione, le persone mi hanno accolto bene, quindi, oggi sono un giocatore del Modica e quindi devo dare il massimo per questa maglia. Grazie mille. Grazie a voi, una buona serata.